Vecchia de Spade, buonasera! Carissima! Sì, io! Ma volevi giocare o volevi mettermi nel kit della sua amica della Ursula Borderline? Volevo sì. appunto sapere cosa ne pensano le carte. Cosa vuoi che pensiamo? A parte il fatto che siamo senza cervello. Senza... Cervello! Abbiamo paura di finire in brutte mani. Sì, ricordiamo sì, perché nel kit di sopravvivenza sì. 72 ore è stato detto anche il mazzo di Mazzo di carte. carte, Quindi... Noi siamo abituati a stare nelle nostre zone, insomma, ormai conosciamo tutte le parolacce e le siracche che tira qui nelle osterie. Insomma. Cioè, noi te ne piace sentire ancora il vecchiotto che vendete di un bianco parmina, spuma palboccia. Mamma. Magari, che ne so, capitiamo nel kit di sopravvivenza di un tedesco in mezzo ai calzetti bianchi e ai sandali. E ne pensi e dice, cosa è questa? Feccia di spate. O magari un francese che ci tiene sotto l'ascella con la baguette. Ah, beh, lì. E magari dice, oh mon dieu, la vecchia di spade, che brutto che l'è. Vabbè. Magari nel kit di uno spagnolo. Ah, sì? È la vacca. L'anziana de banderiglia. Che poi, prima di pensare al kit alle guerre, bisogna che gli dassi un'occhiata anche a cosa ti dicono le carte. Sì. Ad esempio, hai mai fatto caso nelle asse cosa che è scritto? Certo. Tipo nell'asse dei denari. Sì, Sì. Ti ricordi cosa che è scritto? No, vado a vedere. Non vai a sapere chi ha fortuna contra. Ah. Vuol dire che la conoscenza e l'abilità non le serve a un ciccio quando te che sfiga. Cioè, la questo fortuna vogliamo. è un fattore esterno al volere dell'uomo. Detto in poche parole, se Sì. te che sfiga, a te può anche avere il kit dei 72 ore, ma te fai anche il tempo a misciare le carte. E in quella delle coppe cosa che è scritto? Per un punto Martin perse la cappa, È vero. quindi È vero. bisogna stare molto attenti che magari per un'inessia hai capito, Sì, perdi tutto. sì, è Perché vero. Martin era un monaco e certo. la cappa era il mantello. Bravo. Che significava essere di vescovo, insomma, un monaco, uno che filosofico. stava Ma bene. simbolicamente proprio sia il ruolo sia proprio la Esatto. protezione, E il certo. punto non è il punto a briscola, ma è il punto di punteggiatura. Lui si è sbagliato a metterlo e ha creato un casino e quindi insomma è stato destituito. In parole pittoche vuol dire occhio, vabbè, attenzione che panna cagadina te perdi tutto. Questa è saggezza vera. Quella di questa- spade, non ti fidare di me se il quarto ti manca. Anche questa vero, è Che potrebbe bellissima. essere interpretata come la pericolosità delle armi se usate per chi non ha cuore. Esatto. Detto in parole pittoche, lascia stare le armi che non ti sbagli mai. Brava. O quella di bastone, se ti Sì. perdi tuo danno. Sì. Ed è un monito ai rischi del gioco d'azzardo, proprio come le guerre. Ma che È un saggezza. gioco d'azzardo, alla fine non vince nessuno e è solo che danni. Brava. Brava Vecchia. Arrivo! Chi è? Chi è? Che 4 amici al bar. E voi fare una partita a briscola. Comunque, bella cagata il kit. Sì, complimenti Vecchia de Spade, è un intervento meraviglioso. veramente.